Siamo qui con il secondo portiere Dal Torrione, autore di un grandissimo secondo tempo. Nei minuti di difficoltà della Pumas ci ha messo veramente una pezza in più occasioni. Pumas comunque che ritrova la via del gol sia nella scorsa partita che questa sera. Come valuti la prestazione dei tuoi? Ma la prestazione sicuramente è stata in linea con le nostre aspettative, sia per il tipo di partita che ci ha offerto l'Eboli e quello che noi sapevamo di poter dare. È la terza partita in 3 giorni, oltre 2 di giovanili, ma credo che comunque l'abbiamo gestita veramente bene. Siamo riusciti a far girare tutti, 8 giocatori e tutti i portieri, quindi quando si ha queste possibilità sicuramente vuol dire che la partita è andata per il verso giusto. E una domanda più generale, ecco, la Puma sta uscendo dalla crisi, specialmente quella in fase realizzativa, sì o no, o c'è ancora da lavorarci? Ragazzi, crisi in fase realizzativa capitano anche i periodi, capitano. Non si può sempre vincere 5-0 facendo 5, 6, 7 gol. Diciamo, bisogna essere più bravi a vincere le partite, quelle con un pochino meno marcature, sia dalla nostra parte che dalla parte dell'avversario. Ma sicuramente fai 5 gol in casa dello Scandiano. Oggi abbiamo sbagliato ancora qualcosina, ma comunque trovi 6 gol, generalmente con una difesa forte come la nostra bastano per vincere le partite, quindi si può uscire solo che soddisfatti in vista di Matera.